l'ospite della domenica. Eccoci. L'ospite della domenica è Laura Formenti, grazie di essere qui, benvenuta. Grazie a voi. Ma ti devo definire come una delle poche stand-up comedian italiane. Senti come lo dice bene. Si dice bene. Così. Stand-up comedian, Che vuol sì. dire? Che faccio un tipo di comicità un po' provocatoria, diciamo, che si ispira un po' più alla comicità americana, diciamo così, rispetto alla comicità classica di origine italiana. E quindi la tua comicità naturalmente la fai in televisione, in tanti programmi, ti abbiamo visto, poi ci racconterai un po' meglio, ma la fai anche sui social, perché sei molto social, mi risulta, vero? Io sono molto social, li provo un pochino tutti, provo sì, Facebook, Instagram, anche TikTok ultimamente. Ah, che bello, ma fai anche quelle cose? No, i balletti no, anzi, molto spesso quando sono anche su TikTok ci sono i ragazzi giovani magari che mi scrivono, mi mettono un po' in imbarazzo, tipo, no, però signora, guardi che Facebook è quello blu, no? Quello blu. Ci sono altri che mi difendono e mi dicono, no, la signora fa ridere, la signora può stare. La signora può stare. Oh, la signora. Vabbè, ma anche YouTube naturalmente. Anche YouTube. E lì fai sì. il monologo tra uomini e donne, com'è più o meno? Ah, allora sì, il monologo fra uomini e donne è un monologo con cui ho fatto Italia's Got Talent, che ha girato tantissimo. Che ha avuto tanto successo. In cui dico che a me piace essere una donna, no? Fare quelle cose anche un po', come si dire, incredibili che facciamo noi donne, non so, la ruota quando le mie cose... Andare da mia mamma e dire mamma ho un fastidioso prurito intimo. Però sarei curiosa e mi immagino, no, come sarebbe se io fossi un uomo, già, no? Cioè, che ne so, bradermi davanti allo specchio così e non così sempre, no? Oppure, che ne so, dico sempre, cioè, com'è essere un uomo, cioè tipo... Come siamo noi in generale? Come ti sembriamo? Non lo so, tipo mi chiedo come avere torto, perché a noi non succede mai di avere torto, no? A casa ci sarà qualcuno che dice, vero, io non ho mai torto. Senti, tu hai cominciato a... come? Io ho cominciato, volevo fare l'attrice seria, volevo fare, sai, proprio i drammoni, la Medea, attaccata alle tende. Ah, però, perché eri ispirata da... Sì, mi piaceva l'idea di fare l'attrice. Io scherzando dico sempre che sono un'attrice, ma non proprio come Monica Bellucci, no, perché non sono proprio come Monica Bellucci, io so recitare. Eccola qua, sparata la cattiveria. Ha detto che sono... E quindi che è successo? E poi è successo che, siccome vengo da una famiglia che non ha niente a che fare con l'ambiente artistico, anzi mio padre è uno scienziato, dico spesso che per lui esiste solo la verità scientifica dei fatti, no? Per lui l'amore è un aumento di dopamina nel sangue, capito? Com'è un aumento? Un aumento di dopamina nel sangue. Tu hai verificato l'amore? Sì. Guarda, lasciamo perdere poi l'argomento amore. che per lui il tramonto è una rifrazione dei raggi solari, capito? Caspita. E io sono un filamento del suo DNA che gli chiede un prestito per la macchina. Cerca di ignorarmi. Poi te lo dà sto prestito? No? Sì, perché poi è bravo. E quindi non venendo da una famiglia di artisti non sapevo come fare, quindi ho cominciato facendo teatro per bambini, poi ho fatto teatro di strada, vado sui trampoli anche. Ah, sì. Caspita. Sì, vado sui trampoli, ho lavorato con delle compagnie anche internazionali in varie parti del Sempre mondo. Sempre a Milano? No, ho girato anche il mondo, sono stata a Mosca, sono stata a Taiwan, sono stata in Cina. Caspita. Sempre con questi grossi eventi sui trampoli, ho fatto l'inaugurazione del Carnevale di Venezia in Mondovisione. Sui trampoli? Sui trampoli, sì. E com'è sui trampoli? Com'è? È la domanda che si fanno tutti, com'è sui trampoli? Strano. Bisogna esercitarsi? Bisogna allenarsi, sì. Ma non cadi? Sì, spero di no, perché ci si fa un po' male se si cade, quindi... Vabbè, e poi invece la televisione com'è arrivata? È arrivata che mi sono inventata con quest'altra ragazza con cui facevamo teatro di strada degli sketch di acrobatica, degli sketch muti di acrobatica in cui prendevamo in giro amici, la trasmissione, no? Ah. Sì, facevamo appunto quelle che facevano i balletti, che all'inizio erano amiche, ma poi in realtà si volevano picchiare. Ed erano questi sketch muti che sono piaciuti tantissimo a Colorado, che ci ha preso in trasmissione. È cominciato così, eh? Sì. Prendendo in giro la televisione, ha preso la televisione. Vero, e Colorado com'è stato? È come andare
andare in gita scolastica alle scuole medie, Colorado. Sono tutti simpaticissimi, è stata una bellissima esperienza per quel che mi E riguarda. questo ti ha reso popolare, ti ha fatto... Sì, in quel periodo sì, si sta parlando di 10 anni fa. Sì, mi ha reso popolare, poi da lì ho cominciato a lavorare con Comedy Central, che è il canale... Ecco, Comedy Central com'è invece? Comedy Central è coraggioso come canale, secondo me, perché appunto dopo aver fatto queste cose un po' più di comicità tradizionale ho iniziato a fare appunto la stand-up comedy, la famosa che adesso sta diventando... E ho iniziato con nomi che adesso sono anche abbastanza conosciuti, con Michela Giraud, con Luca però. Ravenna, insomma... E ti ricordi qualcosa di quelle che dicevi allora, che facevi allora? Vabbè, sono più o meno le cose che faccio adesso, che dico adesso. Sono, diciamo così, Fanne una. la cosa bella di Comedy Central è che puoi essere provocatorio quanto vuoi. Avevo un pezzo che riguardava il sesso, la sessualità, in cui dico com'è usare lo spazzolino vibrante solo per lavarsi i denti, no? Beh, in realtà vado su cose anche molto poi più ne dici provocatorie. altre, posso immaginare. È un canale molto libero. Beh, in fantastico. cui... E poi sei stata la rivelazione Italia's Got Talent Sì. dell'anno scorso. Com'è? Una cosa fantastica, eh? È stato molto bello e io ero preoccupatissima perché i talent ero preoccupata e non lo volevo fare, perché ho detto non si sa mai, che poi vado male, che figuraccia. Invece poi mi hanno convinto dicendomi guarda, Italia's Got Talent è una trasmissione molto bella, vedrai che anche gli autori hanno insistito. Ed è stata un'esperienza bellissima. Perché? Bellissima. Che incontri hai fatto? Perché, allora, innanzitutto è tutto vero così come te lo fanno vedere, cioè tu non sai niente, vai lì, i giudici non ti conoscono e mi hanno accolto subito molto bene, anche questa mia vena provocatoria. Io ero un po' preoccupata perché siamo ancora in una società in cui una donna che dice delle cose forti a volte viene vista un po' male, invece loro hanno proprio apprezzato tanto questa Ma ce n'è dimensione. una non fortissima che si può dire ancora qua? Forte, dai. Non lo so, io mi chiedo com'è quando un meccanico ti parla come se fosse una persona normale, che capisce, no? Ti ringraziano i meccanici, sì, eh? sì. No, il mio meccanico è bravissimo. Avrai un pubblico di meccanici adoranti. No, oppure andando un pochino più sul no, le categorie di YouPorn, no? Dico, gli uomini ne hanno tantissime, dovrebbero farle anche per noi, no? Con quelle cose però che piacciono alle donne. Categoria? Tipo la mia, Alberto Angela. Tutta la vita. Ti piace, Sì, Però tantissimo, ecco, tantissimo. Lui Beh, mi piace molto. beh, Ma ti piace le donne? Ottimi gusti, devo dire. Sì, è anche un intellettuale, Sì. insomma, Hai unisce capito? tutto, unisce Sì. l'utile al dilettevole. Senti, come hai vissuto il lockdown? Come ha vissuto? Allora, io sono una persona, credo che si veda, molto energetica, quindi non mi sono fermata un secondo, mi sono dedicata al web. Quindi stavi sempre attaccata al Ma no, più che computer, altro- al telefonino? Sì, ho imparato a montare i miei video e quindi a comunicare la mia comicità attraverso il web, quindi i video del web, le dirette, tutte queste cose qua che facevamo noi artisti, che abbiamo provato a fare. Quindi hai reso più gradevole, più divertente per qualche momento questo momento Sì. difficile. Ci ha incattivito un po' questo lockdown? Cioè, come siamo usciti poi alla fine? Allora, sicuramente io direi non migliori, nel senso che si è detto sempre usciremo migliori, ma quando mai? io questa... Sì, ti ricordi che si diceva tutto andrà bene, purtroppo Certo. abbiamo avuto moltissimi morti, ma a Vabbè. parte quello poi Sì, non siamo sì. usciti migliori, no? No, devo dire la verità, è stato anche un momento molto particolare per noi del mondo dello spettacolo. Perché la gente non si muoveva, quindi non poteva... Perché per noi è stato proprio un periodo senza lavorare, cioè per chi, a parte chi lavorava magari in televisione o faceva delle cose, però è stato un momento veramente in cui secondo me ci siamo resi conto del mondo dello spettacolo dal vivo, E variformato. Come te la sei cavata? Come la sono cavata? Con Italia's Got Talent. Ah, ecco. Ho provato una cosa, ecco, però mi ha dato il coraggio di fare una cosa che altrimenti forse più in una zona di comfort non avrei fatto. Nel Cioè? senso che io di provare un talent forse se non fossi venuta da un anno e mezzo di grande difficoltà non avrei rischiato tutto con un talent. E invece questa cosa mi ha svoltato. È andata benissimo. Anzi, nel talent mi ha visto anche Serena Dandini, che io ringrazio tantissimo, e mi ha invitato a fare delle cose in teatro con lei perché le sono E piaciute. le avete fatte? Sì, e anche quest'anno saremo a teatro. E cosa fate? Faremo uno spettacolo, allora, l'abbiamo fatto già l'anno scorso, lo rifacciamo quest'anno, uno spettacolo che si chiama Viene avanti cretina. Vabbè, Serena è stupenda e si è inventata questo spettacolo in cui sono tutte comiche donne
e bravissime, tutte Chi bravissime. sono le altre? C'è ricordi Federica qualcuno? Cacciolla, Rita Pelusio. Quindi poi ci sono altre donne comiche, ma no? ce ne sono tantissime. Ah, È ecco. che secondo me ci danno ancora un po' poco spazio. È vera sta cosa, Sì, eh? beh, perché su questa cosa molto spesso chi organizza sono ancora uomini. Senti, e ma a quindi- parte Alberto Angelo Fortunato, chi sono gli altri che ti piacciono? No, anche donne. No, ma io sono Amici, colleghi. di comici. Comici e non comici, anche seri. Ah, vabbè, io sono un po' nostalgica, mi piace Gaber, mi piace Dario Ah, Fo. beh, grandioso. I miei genitori guardavano questo tipo di comicità, ma appunto che poi satirica, che è un po' quello che faccio io adesso. Come no? Beh, qui siamo proprio su Vabbè, facile. la formazione. Mi questa. piace vincere facile. Vincere Paolo facile. Rossi, questi Bella. qua. Sì, poi trovo che ci sia però una nuova generazione di comici estremamente bravi che adesso stanno Questi sono cominciando. più uomini che donne. Vero, immagini? Marchesini, ecco. comiche di adesso, tante che magari non sono così conosciute al grande pubblico, appunto, vabbè, Serena Dandini ovviamente, fra le comiche colleghe appunto Michela Girò, Elia Lalli, ce ne sono tante. Quest'estate lavori o te ne vai via, che ne so, Quest'estate lavoro ma vado anche 10 giorni in Senegal. in Senegal? Sì, io E sono perché in Senegal? appassionata. Spiegaci. Sono appassionata di viaggi e anche perché appunto ho viaggiato parecchio per lavoro e mi piaceva l'idea di fare un viaggio in un posto molto diverso culturalmente. E quindi farò un viaggio un po' avventura in Senegal e spero di portare a casa tante battute. Come? Eh sì, perché comunque il confronto nostro con una cultura differente ci mostra come siamo. Io ho un pezzo anche sulle reincarnazioni in cui parlo del fatto di come non ci rendiamo conto di come siamo fortunati noi, no? Siamo talmente immersi nella nostra realtà che non ci rendiamo conto che se dovessimo rigiocarci alla lotteria il nostro posto in Italia, che noi ci lamentiamo sempre, no? Che ci lamentiamo che l'Italia ha quante cose che non funzionano. Eppure se dovessimo rigiocarcelo sarebbe difficile come dire, rinascere così fortunati, no? Essere fortunati. È questo quello che dici. La filosofia della tua gag sulla reincarnazione è questa? Sì, sì. Non lamentiamoci perché Non siamo lamentiamoci fortunati. perché che poi si può sempre migliorare le cose e va bene, Però però una cosa che proprio ti sta qui che non sopporti da noi, qual è? dell'Italia. E io sono un po' nordica, io ho una Eh. mamma tedesca e quindi quando le cose non funzionano. Anzi, io a ho una- Milano funziona tutto però. Sì, beh, siamo sempre in Italia. Vedi che mi lamento. Mi piace perché siamo a Catania, detto da una milanese non è male. No, beh, Questa sì, è bella. insomma, a me piace tantissimo la Sicilia, però io la vedo veramente completamente da estranea perché io ho una mamma tedesca, credo che un po' si veda, ho una mamma tedesca e un papà bresciano e mia nonna ha sempre detto ti sei preso proprio uno del sud. Ah, così te Sì. Lei di dov'è? Per noi Brescia è proprio, Proprio- di Amburgo, lei di addirittura. Amburgo. E ci vai in Germania, vai? Ogni tanto, però non parlo il tedesco. E- Mia mamma parla il tedesco, io non lo parlo, purtroppo. E il siciliano lo capisci? Pochino. Però sono un'appassionata degli spettacoli teatrali di Emma Dante, che ho anche conosciuta, Ah. che è come dire, una regista molto famosa, siciliana, e i suoi gli spettacoli sono spesso in siciliano e li capisco li abbastanza. capisci? Sì. Andando in giro adesso a Catania, come ti sembra? Allora, non ho girato tantissimo, beh, la città è bellissima, però appunto sempre la vedo così diversa rispetto a una città come Milano, in tutti i suoi pro e i suoi contro, cioè è tutto più rilassato, è tutto, che sono stereotipi, però... Un po' sono veri. Beh, noi è comici vero. poi lavoriamo Ma tanto. I ritmi anche sono effettivamente diversi, cioè non c'è niente di male a dire, no? Sì, da una parte l'invidio, dall'altra dopo un po', Un po' quanto ci mettiamo a fare le cose. ti annoi un po', eh? L'hai risolto il problema dell'arancino? Dell'arancino asterisco. Com'è? No, allora, ho capito che qua a Catania è arancino, giusto? Brava, Maschio. bravissima. Però se vado a Palermo devo cambiare subito. Com'è? Devo fare arancina, invece a Palermo. Brava! 10 lode! Ho studiato. Caspita! In veramente. arancinologia. Arancinologia. Complimenti, grazie per essere stata con noi. L'ospite Grazie a della te. domenica, Laura Formenti. Grazie a te. Evviva!